Marcello Angheredu, complimenti per la vittoria, soprattutto per come avete interpretato la gara. Primo tempo c'è stata determinazione, qualità e anche maturità, perché poi nella ripresa bisognava gestire, potevate fare il 3-0, avete rischiato di prendere il 2-1, però poi si sa che la squadra avversaria si alza poi il livello dell'agonismo, c'è il rischio anche di qualche rosso, invece è andato tutto bene, siete a +9 adesso. Sì, è andato tutto bene, hai descritto tutto perfettamente e oggi diciamo che per chi vive il mio ruolo, per chi è nella mia posizione, oggi è un giorno di grande soddisfazione, perché sul campo ho visto i ragazzi dare tutto e soprattutto darlo con un criterio ben preciso, che era quello che si è provato. Quindi questo mi gratifica un sacco e mi dà ancora una volta la misura del gruppo che sto allenando, ragazzi che credono in questo lavoro, e quindi oggi è un giorno che mi gratifica. In una delle partite più importanti della stagione si è visto un grande Monastir, che probabilmente si è visto anche in altre gare, però oggi c'è la sensazione di una crescita e di un lavoro che è stato fatto all'inizio della stagione. Sì, si è visto un grande Monastir e penso anche che questa partita ci debba far riflettere, nel senso che oggi noi, vedendo la classifica, questo era uno scontro diretto, quindi i ragazzi naturalmente l'hanno interpretata con una carica emotiva, Certo, magari superiore a altre volte, e soprattutto non hanno abbassato la guardia. L'approccio alla partita è stato la prova che la loro testa era carica a 1000 per questa partita. Magari qualche volta noi abbiamo lasciato punti per strada perché probabilmente abbiamo avuto cali di concentrazione, anche se sono fisiologici, perché comunque quest'anno è un campionato lungo, è un campionato impegnativo. A noi ci hanno un pochino incorniciato questa cosa della favorita, quindi i ragazzi vivono un pochino anche con questa minima pressione e capita che ogni tanto lasci qualcosa per strada. hai detto bene, si vive di motivazioni, magari ve le ha date anche agli avversari. Ricordiamo, noi eravamo presenti nella partita precedente del Castiadas, l'ha voluta caricare il mister Dessì parlando bene di Marcello Angheredu, però poi equiparando il Monastir all'Inter, equiparando il Castiadas all'Empoli. Questo vi ha un po' favorito anche nella preparazione della gara, perché poi i giocatori ci tengono. No, non credo a questa cosa che ci abbia favorito o che ci potesse comunque sfavorire. Credo che Christian in questo caso nel gioco delle parti abbia voluto un pochino caricare questa partita anche per i suoi giocatori sul lato emotivo, un po' pungolarli, l'avversario, ma lui è molto bravo magari nel lavorare sull'aspetto mentale. Io rinnovo quello che ho detto anche alla partita d'andata, io ho molta stima di Christian abbiamo fatto il corso insieme, c'è una stima che a livello calcistico, a livello umano, una persona che è molto preparata, che vive il calcio a 360 gradi, uno che ci tiene, secondo me ha fatto bene anche sotto un certo punto di vista a toccare quei tasti. Magari in settimana qualche tuo giocatore aveva detto mister Inzaghi, possiamo parlare, no? Qualcuno avrà fatto la battuta. No, nessuna battuta. Senti, è ovvio che quando ci sono scontri diretti del genere, abbiamo detto le motivazioni ci sono. Adesso avete +9 dal di fuori, noi diciamo campionato finito, voi sapete che non lo è, cosa bisognerà fare? No, campionato riparte domenica con una trasferta a Guspini molto impegnativa. Guspini è una squadra che, anche se un po' ha giocato a nascondino, è una squadra attrezzata per fare molto bene, secondo me. Una piazza che conosci? Una piazza che conosco soprattutto il valore dei giocatori. Li ho visti all'andata, una squadra che ci ha messo in difficoltà perché il risultato di 4-2 dell'andata è un risultato secondo me troppo rotondo rispetto a quello che si è visto in campo e niente, quindi bisogna tenere alta la concentrazione. Sono 15 partite, +9 secondo me è un risultato per il quale penso che tutti nell'ambiente Monastir avremmo messo una firma, però allo stesso tempo è molto lunga. Fare l'errore adesso di abbassare la guardia sarebbe da immaturi e non sarebbe da squadra che vuole crescere come contesto generale. E vuole anche fare il doppio obiettivo. Mercoledì avete la Coppa Italia, siete in semifinale, riandate ad Arborea, c'eravate settimana scorsa, forse quella gara vi farà stare un po' più attenti. Sì, noi siamo usciti, forse anche oggi la prestazione che abbiamo fatto a livello di attenzione è figlia anche del secondo tempo di Arborea. E niente, andiamo in Arborea, daremo spazio probabilmente a qualche ragazzo
vantaggio, perché qua io ritengo che in questo gruppo di 23 giocatori che alleno siano tutti veramente importanti. Ti mettono in difficoltà? Mi mettono in difficoltà assolutamente nelle scelte, ma poi io li vivo tutti i giorni. Quando devo fare scelte, la cosa che mi mette in difficoltà è che vedo veramente il loro massimo impegno, la massima dedizione, e credono veramente in tutto quello che abbiamo creato loro attorno. Grazie Marcello, complimenti, in bocca al lupo. Grazie.